Saluto tutti, grazie per la vostra partecipazione per una cosa così importante. Infatti Comunità Sinistra come gruppo politico eterogeneo, già qualcuno di voi ci conoscerà, qualcun altro no, si è proprio posta come obiettivo quello di praticamente ripubblicizzare il bene comune, cioè riportarlo nella sua attenzione più vera, perché comunque le politiche aggressive e capitalistiche di tutti questi anni purtroppo ce lo stanno togliendo e noi ce lo stiamo facendo togliere. Quindi il nostro discorso parte praticamente a livello globale, perché è da lì che dobbiamo partire. Diciamo pure che iniziamo pure con una definizione è stata stilata praticamente nel manifesto dell'acqua del 1998. Cosa succede in questa data? A Lisbona si riunisce una delegazione di stati che praticamente vogliono rivendicare appunto l'importanza dell'acqua come bene unico e indivisibile, diciamo così. Il manifesto dell'acqua parte con una definizione, con un concetto che io credo che dobbiamo tenere bene in considerazione. L'acqua è patrimonio dell'umanità. Da essa infatti ne deriva la salute individuale e collettiva delle persone, cioè ogni persona ha diritto ad accedervi, senza nessuna distinzione né di sesso, né di religione, né di razza, né di classe sociale. Essa praticamente è bene che sia preservata per le generazioni future, proprio protetta con delle leggi di pubblico dominio, cioè leggi che riguardano sia l'internazionale, il nazionale e nello specifico più il locale. E in ultima cosa credo che sia la più importante da dire, come risorsa è paragonabile solo all'aria, cioè non possiamo magari immaginare, adesso immaginate per esempio di imprigionare l'aria, di imbottigliarla, non sarebbe una cosa assolutamente normale. Lo stesso è l'acqua, eppure lo stiamo già facendo. Infatti essa non può essere assolutamente considerata oggetto di scambio commerciale di tipo lucrativo. Questi che sono praticamente dei concetti, dei principi da tenere bene in considerazione per quelli che dovrebbero essere le fondamenta per un mondo egalitario, per un mondo insomma dove tutte le persone vengono considerate veramente uguali, purtroppo non lo è, anche perché con l'aumentare della popolazione globale abbiamo comunque assistito a una non divisibilità di questo bene in maniera equa. Lo dimostrano dei dati, infatti. 1.400 milioni di persone al mondo non hanno accesso all'acqua potabile, nel 2020 addirittura potrebbero arrivare ai 3 miliardi. 5 milioni di persone l'anno muoiono per malattie legate alla mancanza d'acqua, cioè di queste 1.800.000 sono bambini. In un rapporto dell'UNESCO del 2003 si stima che addirittura tra 20 anni la quantità d'acqua disponibile per persona potrebbe diminuire del 30%. Questo cosa ci fa capire? Che l'acqua purtroppo è diventata una risorsa strategica per tutti i paesi. Infatti Ismail Seraglioudin, scusate la pronuncia, io non so come si pronunci, comunque il vicepresidente di allora della Banca Mondiale fece un'osservazione che ebbe grande risonanza. Disse infatti che se le guerre del XX secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del XXI avranno come oggetto da contendere l'acqua, niente di più vero, cioè stiamo assistendo alla veridicità di queste parole. Infatti l'acqua in molte regioni del mondo è motivo di ineguaglianza sociale. Pensate alle donne di certe tribù africane che devono fare chilometri a piedi per reperire questa risorsa, perché il resto è privatizzato, cioè stiamo lì a specificare questo. Molto spesso anche mettendo a repentaglio la propria salute, perché quest'acqua non è assolutamente controllata e quindi veicolo di malattie. Pensate ai conflitti, alle guerre dell'acqua, ne siamo circondati e molto spesso non ce ne rendiamo conto perché ce le passano magari come guerre di religione, non è vero. Si pensa ai conflitti israelo-palestinesi, ai conflitti in Egitto, ai conflitti che ci sono in tutte le parti del mondo, insomma, quelle sono tutte guerre per il bene acqua. Quali sono state le cause che hanno portato a tutto questo? Innanzitutto c'è praticamente da mettere in risalto l'adozione di politiche capitalistiche aggressive attuate dai nostri governi, questo mettiamolo ben in chiaro, ai governi dei paesi industrializzati, con Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Organizzazione Mondiale del Commercio. Siamo arrivati a questo e siamo arrivati anche, cioè queste persone qua, questi signori qua ci hanno fatto passare anche un messaggio distorto
che l'acqua non è più un bene comune ma bensì un bene economico, cioè che deve essere regolato dalle leggi di mercato, e questo è veramente assurdo. Cioè l'acqua ci piove dal cielo, c'è poco da fare, è un nostro bene. Mancata applicazione di leggi che la tutelano in quanto bene comune, abbiamo assistito in tutti questi anni alla sua privatizzazione. E in ultimo, ce ne saranno anche altre motivazioni, ma io credo che queste siano le più di impatto, i nostri comportamenti individuali dei paesi dell'Occidente. Pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto in 50 litri l'acqua al giorno il tanto necessario affinché una persona possa espletare le sue necessità, diciamo. Quei 50 litri di acqua noi li utilizziamo per farci la doccia, mentre invece in un paese africano una persona li utilizza e sono risorse per settimane. Questo deve far capire un po' la forbice che si è creata. Le conseguenze infatti quali sono? Si arriva a una diseguaglianza sociale. Per prendere in riferimento a una frase di Giulio Barbera, oggi nel mondo il 10% della popolazione usa e spreca l'85% delle risorse idriche, mentre la stragrande maggioranza delle persone è costretta a confrontarsi con una grave pianura d'acqua. Infatti, questo cosa ci dice? Che l'acqua è principalmente una questione di povertà e non di mancanza fisica della risorsa, e quindi chi ci può avere accesso? Le persone che possono comprarla. Questa è una frase che abbiamo voluto mettere perché è veramente di grande risalto, di Vandana Shiva, che è una scienziata, un'attivista ambientalista indiana. Credo che racchiuda tutto il senso del discorso. Laddove la cultura del profitto si appropria del diritto alle risorse come l'acqua, viene a mancare la base democratica di un popolo e di conseguenza la propria identità culturale, creando i presupposti per una cultura dell'insicurezza basata sulla competizione tra persone, comunità, stati per ottenere le scarse risorse che diviscono il potere politico ed economico. Cioè abbiamo un'erosione della base democratica. La gestione nel mondo. Praticamente le grandi multinazionali attualmente forniscono acqua a 230 milioni di persone, il 7% della popolazione mondiale, per la maggior parte in Europa, e sono le stesse multinazionali che hanno attuato quelle politiche aggressive, capitalistiche, delle quali abbiamo parlato prima. Meno male abbiamo dei dati in controtendenza, perché comunque adesso pare che molti stati al mondo stiano decidendo praticamente di tornare a una gestione pubblica dell'acqua dopo aver sperimentato il privato, e questo ci dovrebbe far capire che comunque il privato non è quello che ci danno a vedere, o comunque quello che credono di darci a vedere non porta comunque a dei grandi benefici. Grazie. Vediamo quali sono le differenze tra la gestione pubblica e la gestione privata. Io qua l'ho voluto riportare in un grafico molto esemplificativo, però credo che dia l'idea. La gestione pubblica considera l'acqua come bene comune. La sua gestione non ha fini di lucro e soprattutto la cosa più importante è che la decisione viene presa in consiglio comunale, quindi dall'intera popolazione che ne può partecipare, cioè può comunque dare il suo contributo a livello di opinione. Questa cosa non può assolutamente esistere in una gestione privata, infatti l'acqua è considerata un bene economico, una merce. La gestione è finalizzata alla realizzazione dei profitti e le decisioni vengono prese in consiglio di amministrazione. E da noi questo è un cenno di normativa che poi andrà a praticamente sviscerare meglio Gianfranco. Diciamo che questo è un fatto che ho voluto mettere in grande risalto perché la comunità europea non impone agli Stati membri di privatizzare la gestione delle proprie acque. Stabilisce al contrario che i servizi essenziali privi di rilevanza economica identificati dai singoli Stati possono essere sottratti al mercato e cioè ai profitti. Questo per sfatare un mito, cioè non è vero che l'Unione Europea può decidere e può imporre. Si prenda per esempio il caso di Parigi. Parigi dopo, mi sa, 25 anni, adesso non vorrei sbagliare, è ripassata a una gestione pubblica e non ha assolutamente ricevuto nessun tipo di sanzione, comunque commento da parte dell'Unione Europea. Quindi voglio dire, ognuno, tra parenti, tra virgolette, è libero di fare ciò che vuole. In Italia esiste sia una proprietà formale che una proprietà reale e
Poi una cosa da mettere comunque in grande risalto è che i comuni hanno piena autonomia nella gestione dei servizi pubblici, ce lo dimostra il caso di Olzai, che è un caso emblematico, ce l'abbiamo qua a 3 km in linea d'area praticamente. Cosa c'è rimasto? Cioè in Italia qual è adesso la situazione? Diciamo, innanzitutto ci dobbiamo fare una bella analisi di coscienza per quanto riguarda per esempio i consumi eccessivi e gli sprechi. L'italiano spreca molto di più rispetto al resto degli europei, c'è uno spreco proprio assurdo di acqua, quindi questa è una cosa che dovrebbe secondo noi essere presa in considerazione anche dal punto di vista personale e di coscienza. Abbiamo un elevato consumo di acqua imbottigliata, 180 litri l'anno, che è un'enormità, contando anche il fatto che l'acqua imbottigliata arriva ad avere costi 200 volte, addirittura 2000 volte superiori a quella che può essere il consumo dell'acqua di rubinetto. Questi sono dati del manifesto italiano dell'acqua. Abbiamo delle perdite di distribuzione che sono maggiori del 30-35%, addirittura nei paesi del sud arrivano al 60%. Quindi voglio dire, l'acqua che arriva a noi si perde per strada, cioè c'è anche una cattiva gestione nelle strutture che la portano, diciamo così. Inadeguatezza delle infrastrutture idriche, cioè fognatura e depurazione, cioè adesso il territorio italiano è fornito mi sa il 52 e il 65% rispettivamente. E poi in ultimo credo che sia un tasto molto dolente per le persone l'aumento delle tariffe che nella gestione privata comunque abbiamo addirittura aumenti del 60%, quindi anche questo è un mito da sfatare, non è vero che nella gestione privata noi paghiamo di meno, abbiamo pagato di più. Adesso, in base a questi dati che abbiamo dato, credo che siamo portati tutti a fare una riflessione. Appunto, è vero che magari passando da una gestione pubblica a una gestione privata possiamo avere dei miglioramenti. Noi crediamo di no, ma lo crediamo innanzitutto come cittadini, non siamo né tecnici né governanti, lo crediamo come cittadini perché comunque innanzitutto vogliamo mettere al centro il bene acqua. Il bene acqua da comunque come risorsa che può essere usata da tutti, ecco. Quindi in virtù di questo abbiamo lanciato delle proposte, sognando un futuro migliore, appunto costruendo un futuro migliore, crediamo che il bene acqua sia da rigenerare dalla devastazione che ha subito in tutti questi anni. Come rigenerarlo? Innanzitutto facendo una campagna di educazione al consumo responsabile, proprio in virtù di quello che ho detto prima. Siamo troppo spreconi, allora vediamo di chiudere l'acqua magari quando non ci serve, vediamo di utilizzarne di meno. Questo perché? Anche per ridurre degli sprechi, logico. E poi anche con la creazione di nuove infrastrutture idriche in maniera tale che quest'acqua che ci arrivi per intero, non arrivi per la metà e non sia questo sperpero assurdo. Abbiamo rilanciato, cioè vorremmo che si rilanci un concetto di acqua bene comune sia a livello sociale che legislativo, e questo come può essere fatto? Con la proposta di nuove leggi nazionali, regionali e locali che ne tutelino l'importanza come bene unico ed insostituibile, e con interventi di cooperazione nei paesi sofferenti per mancanza di acqua potabile. Questa è una cosa molto importante perché l'acqua deve creare solidarietà, non deve creare divisione, cioè se manca l'acqua all'Odine, Gavoi ce l'ha, all'Odine non ce l'ha, non è che Gavoi chiude i rubinetti e all'Odine non ne arriva perché ha bisogno d'acqua, no, ci deve essere una cooperazione, ecco, e ci deve essere uno scambio, giustamente. E poi, in ultimo, questo diciamo è il principio cardine che comunque caratterizza anche comunità a sinistra come gruppo politico, la democrazia partecipata, ripartire da un approccio democratico e partecipato della popolazione nella gestione del bene acqua, perché questa credo che sia la cosa più importante. Infatti in virtù di questo vi invitiamo vivamente ad andare a votare il 12-13 giugno per dire sì, comunque rivendicare il nostro diritto alla vita. Grazie.